Amici del CUS Palermo, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti ai cantieri navali di Palermo. CUS Fortitudo Bagheria è la 18ª giornata del campionato Under 15 Sicilia Girone C. La battuta di Fiorentino, ha tentato la girata a Randazzo, c'è Visconti, entra in area, sinistro dentro, il tocco duplice anche con il braccio, nessun rigore e poi il tiro che va fuori, colpito il fondo da Randazzo. Con l'azione su insaputa finita, destro sul fondo, la parte di Terzo sullo stretto, se ne va molto bene di Cacomo tra le linee, il passaggio per Giaccone, pallone allargato verso Visconti sinistro e la risposta di Loiacono per la Fortitudo, soprattutto nei primissimi minuti di questa partita. Poi piano piano ne è venuto fuori il CUS anche con questo sinistro di Visconti da fuori. Insegue la traiettoria di Caccamo, ancora Fiorentino, c'è il cross con il pallone mantenuto in campo, Visconti sul primo palo e poi il salvataggio sulla linea di Insarauto. C'è la Fortitudo che potrebbe avanzare ma sono praticamente in 2 contro 4, il Lice in difesa e allora ancora il sinistro verso la porta e vincente quello di Padovano. Fortitudo in vantaggio al 31esimo, 1-0 con Padovano. Tutti in mezzo a saltare. Eccola qui la battuta in mezzo all'area di rigore, il colpo di testa che arriva, c'è il pareggio del CUS Palermo. Il gol è trovato dal solito De Giorgi. Squadra ospite più in attacco adesso, attenzione a Visconti davanti, il portiere, il tocco proprio di Loiacono, pallone che stava entrando, va Giaccone in mezzo all'area di rigore, colpo di testa di Visconti e un prolungamento verso Adelfio, pallone mantenuto in campo anche dalla traiettoria strana, colpo di testa di Giaccone sul secondo palo, esplode l'ambiente qui, 2-1 il CUS, la ripresa subito. Giaccone, l'alzata di Visconti, la mette a terra, la protegge, mezzo a 2, c'è il passaggio per Giaccone, scambio tra i due, Visconti, primo palo destro sullo Iacono che respinge a terra, risulta e si va avanti. Attenzione al CUS Palermo che può portare il pallone, c'è Adelfio in mezzo all'area, attenzione alle destre in mezzo, Adelfio il destro fuori, come ha fatto? Rimessa Fortitudo con Insarauto, passaggio che non c'è, altra uscita tentata da De Giorgi, finisce qui, triplice fischio, il CUS Palermo vince una partita soffertissima con la Fortitudo Bagheria, finisce 2-1, una rimonta che è arrivata grazie alle reti di De Giorgi e Giaccone in risposta al vantaggio momentaneo di Padovano.